buongiorno e bentrovati. Il rallentamento del flusso perturbato collegato alla depressione europea che tanto ha devastato il centro-nord Europa rallenta e di conseguenza permette a questa perturbazione atlantica, che è in sede francese, di entrare più agevolmente nell'Europa stessa e anche nel bacino del Mediterraneo. Questo sta favorendo quindi un innalzamento, come vi ho già detto, delle temperature, dei venti scirocali che già da stasera cominceranno a orientarsi naturalmente sulla nostra penisola, apportando quella fase di maltempo che tanto se ne parla in questi giorni. Maltempo che, come vi ho già detto, colpirà in special modo le regioni di nord-ovest, la parte tirrenica e la Sardegna, già nella giornata di domani, per dare i suoi massimi effetti tra sabato e domenica. Quindi cosa vorrà dire? Vuol dire che le nostre zone, quindi il nord-est, sarà molto più riparato per effetto del fatto che l'innalzamento pressorio sul comparto balcanico danubiano non permette la traslazione di questa perturbazione in maniera rapida verso est, quindi concentrerà i suoi effetti maggiormente sulla parte ovest, accanendosi con severo maltempo e con, ahimè, un aumento di queste temperature che favoriranno quindi lo scioglimento di tutta la neve caduta almeno fino ai 1400-1500 metri. Questo vuole dire naturalmente eccessiva piovosità sulla fascia pedemontana e anche alpina del nord-ovest, quindi rischio idrogeologico ben diffuso in tutte quelle zone, con accumuli pluviometrici anche oltre i 200 mm per metro quadrato ed eccessive nevicate sopra i 1800-2000 metri. Questo vuol dire ancora maggiori problemi soprattutto in quelle zone là, quindi lì siamo passati veramente da una situazione di grande siccità a grande piovosità e grandi nevicate. Vi faccio solo capire che per esempio a Cervinia solo ieri sono caduti 1,10 m di neve. Tanta se ne aspetterà anche nei prossimi giorni, tanto che vi posso anche dire che nel comparto alpino in generale ci aspettiamo circa 12 nevicate piuttosto abbondanti da qui a martedì. Per ciò che concerne invece le nostre zone, anche oggi avremo una giornata simile a ieri con sicuramente degli spazi soleggiati che piano piano però tenderanno a lasciare il posto a copertura nuvolosa che si concentrerà in special modo da domani fino a martedì. Sicuramente il weekend sulle nostre zone sarà più protetto e non sarà piovoso, a parte qualche pioggia prevista nella domenica pomeriggio nella parte alta del Veneziano e del Veneto in generale. Sulle nostre zone permarrà una discreta copertura nuvolosa con temperature che si manterranno su livelli più tardo autunnali che dentro l'inverno, quindi con temperature minime che non scenderanno sotto lo zero e temperature massime che piano piano entro martedì si porteranno tra i 10 e i 13 gradi. Attenzione perché, come vi ho detto, anche sulle nostre prealpi la situazione della neve tenderà a divenire più instabile e più pericolosa, quindi attenzione anche alle slavine e alle valanghe perché il pericolo è veramente molto marcato. Pioverà in maniera consistente sulla parte pedemontana e naturalmente prealpina e le nevicate si concentreranno sopra i 1500 metri. Non è detto quindi che l'inverno sia finito, è solo una pausa dovuta appunto a questa perturbazione che, entrando nel bacino del Mediterraneo, innesca forti correnti scirocali, tenderà a colmarsi entro martedì, mercoledì e poi piano piano lascerà ancora spazio all'inverno. Quindi, come vi ho già detto, attenzione per chi andrà in montagna e per noi una piccola pausa di questo inverno. Ciao a tutti!